Fra un minuto Tachin. Sarà 6 ore. Ecco finito. Benvenuti che exposto aqui. Benvenuti daqueles países aqui, daqui exposto. Um monte de miniatura fadinho. Frus, mats, frusas, alpins e cacos. Alpins e cacos. Benvenuti al bar di Artisio. Benvenuti agli Mestris Contis. Benvenuti al teatro dai TNF. Ya no lo conoces, se resta Alle strade come tutte chi smonta, avete un soppuesto, una fatta provocazione. Mi sembra quasi che si parli un catalogo generale di persone. Mi chiami X, o Macul, in paese tu mi chiami X, perché in paese, dal mio paese, avendo no, cognome e soreno. E soreno è parte integrante di te, è il tuo pregio, è il tuo difetto, è le tue chiave di identità. O hai di 33 anni e mi hanno detto che cresce la panza. E subito sarai fuori dalle fasi che interessano i sondaggi. Così c'è che mangi, c'è che bevi, c'è che compri, c'è che fumi, c'è che mi metti. Non interesserà proprio a nessuno. E le pubblicità daranno a fare perché al mangia, al bevi, al metti e al compre un altro, un piccione di me. O sim tu target. O si catalogas per bons di ve, bons di da, bons d'età, bons dalle patenti a c'è in ogni di giocare, bons per la pensione, bons da supermarket per vincere che comunque non ti governe, e bons dall'ospedale se tu ti combini su Biel Surego. Dal catalogo la metà duce che tu fasi, ma solo duce che non tu fasi. Io penso che fa una cretinata di persone e ti abbia parlato a fare l'intaggio oppure la televisione a diventare le mode sono pericolose. Basta che salti fuori le mode, che sei di figo, portare un par di pregons neri, sabalins, c'hai? Sono due pronti a meteo. Vedo però che non ti puoi spiodare c'è tipo di mudanti che tu hai. Ecco le mode successive di portare mudanti gialli, sabalini neri, sparzore dai pregoni. Aspetta un momento. Le mudanti sono neri, sabalini gialli. Ma c'è volevo?
le modis passano via svelti. E del resto vi odore di sei fuori dalle fasce che interessa i sondaggi, così ci confasta le mudanti non interesserà proprio te mia nessuno, e sarai proprio te X. A soia sta in famiglia, mio frate invece si è sposato e l'altra sta a Odin, e si è divorziato, finché vita non vi separi. Se lavoro sotto parole, un lavoro sicuro, finché andremo. Ho fatto teatro per passione, nel senso che mi sento in attacchi a patè. Ogni tanto voglio vedere un film al cinema. Io vedo un paese X dalle province di Udine. Il mio paese è fatto di 4 vie principali. Hai le vie di Sot, vie di Sore, hai le Placce, hai le vie nuove e anche le vie del Mulino. Nel mio paese hai un inglese, un alimentare, e sono 2 bar principali. Il bar di Artisio, le Cadinzulno, e il bar di Olanda, le che avevano le partite da Juventus e da Udinese, chi stanno dall'Udinese. Io non so se il mio paese ha il mio puesto. C'è che le sicura, che dal mio paese, le prende in poca puesto, in full catalogo, che se veis voi, ma potete portarsi chiave, subito, e anche gratis. País. Allora, io stavo a vedere un po' a questo per catalogo. Dal mio paese sono certi personaggi che hanno un grande storia di metius d'ogni, di contare di Dio, sono così tanti che le donne l'imbarazzo delle scelte. Uno di questi ha come protagonista un certo Edom. Edom è un tipo boccone, è grande, è enorme, lo cammina Edom perché. E lui avrà un piccolo problema. Il suo problema è che d'ogni di lui è sta Franco, che vive con suo fratello Giulio. Franco e Giulio hanno un chian, e il chian si chiama Bill. Questa storia si tiene da una striscia di sangue di un fatto criminoso succeduto in paese un'estate qualche tempo fa. Ed aveva chiaro e la deciso di la fa una bolsa per dopo di misli. Ma venne subito interrotto dal baià di Bill, il chiaro suo vicino Franco. Bill è un bastardino. Anzi no, è un bastardo, alle buone di baiare parole e senza motivi. E dopo mi aveva detto, oh Franco, io te lo chiamo così, ma che lui se mi aveva interessato a snie, anzi, proprio di che orelle non sentiva. Aveva stai che Don si era appena appoggiato al suo ietto, ma che senta baiare. Allora c'è fase, al decidi là al balcone, al violista arrivava qui dalle bestie, al busine il Mucci! Per 30 secondi e dopo fisco. A chi sponte Don era proprio esasperato. Torna a tirarsi su, a raggiungere il balcone al botte dalle chiese di Franco e al cusine il Cidin!
mo, credemi, a altre 30 secondi e dopo fisco pugni primi. A chi sponta e dopo attaccare in aggirai che so. E si pensava che lui, da granare, che le prendi mantiani, ma che non discussione. Al tempo une armi di ridi, une carabine. Une carabine che spara balesi di blon, robe piccole e così. Che non fa niente. Ma manco, non dovresti fare niente. Venga stai, e lui è già per queste armi, si mette al balcone tipo Lio vuol partiare, lui a smigge partiare. Sick, one shot, one kill. Cazzo fase un uomo di Sedon, ma sul serio l'hanno occupato e ce l'ha verificato. Al regno di corse, al salto il cortile, al vatta al giardino di Franco, al dio del bestie. Così, sai, al va perché poi suo parere se poteva rianimare in qualche maniera, mania di fa, proprio tempo arriva Giulio, il frate di Franco, che tornava dalle spese, e dopo la fa sapere in timpa, plattarsi da un gol di fe, si plate e Giulio al dio delle bestie. Guarda, ha deciso di acclamare suo frate, no? Periodi se sapeva altro. Quindi Giulio va via e donna approfitta, al salto fuori dalle coveni che l'era plattata, con l'intenzione di occultare il cadavere morto, ma come che lui già pensato si acquacca le PA. Allora, da ritirati, le seconde a rovine le cadene, le tiazze quasi al fasto di chianuto, però di stesso lui arriva e chiappa su le bestie e a schiampare via per le lave con le bestie sotto al braccio. Ma Dio Franco, ti dici che era morte? Ha detto Giulio a Franco, ma c'è molto le morte false, Franco. Se non è poi, sì, che o forse era moribonde e gliela da morire a platarsi. Ma Franco, era perade, non hai fatto ammolarsi. E poi Giulio, non sai, cercino di fare. A Nina domandai a Edom. No, io non sai niente, ha detto Edom, fingendo indifferenza e facendo finta di sé che per me va. No, ma ci sono succeduti, e alle succeduto che io e Giulio si tornassero e non picchia dal fuori le bestie, e Giulio disse che era moribonde. E orco a disse non sapevo che le bestie se si moribonde aveva plattarsi per morire. Sì, però era beate, non è fatta disperarsi. E orco disse non sapevo che un bianco che la di liberarsi diventa così forte arriva in chiaron più le cadene. Sì, ma non si tagliava di un chiam moribondo. Certo poi, lui per la morire ha tirato fuori le forze e si liberava da cadene e le latriere. Cioè il ragionamento non faceva le play, oppure faceva masse plays e donna le scarcerate, ma c'è che lui non sapeva che non è autorizzazione a procedere se non c'è il ritrovamento della vittima. Ringo sta guaiando dal bar di Artisio. Il bar di Artisio è il bar che si riunisce no, a Signo, che so X, dopo il Pacco, dopo il Tilio, dopo le Pieri, insomma si intensi un bel gruppo di amici, no? Il bar di Artisio si distingue, scontavi da quel di Olanda per via da due animi, no? Il bar di Artisio è più per Brusat e il bar di Olanda è più per Patti Cartone, no? E sono le teorie. E allora dal bar di Artisio si va alle sere, dal bar di Olanda si va via Paldino.
sì, lavorare su chiaramente. E abbiamo fu no, che si decide che il bar di Artisio era stato promosso ad onore bar Nestri, perché che Artisio ha la sua figlia Gaia. Gaia. Avete sapere Gaia che è la tipica rappresentante dal nostro paese? E tu domandi, dice, Freccia è tanto paese? Sì, è Gaia. Di Gaia si trabaja tanto, ma non si sa nulla. Forse anche il Paco. Al Paco non conta, o se conta non si sa mai se di sul serio o manco. Gaia così adatta per qualche don e così a portare di man per altri. Il solito look comune per una femmina, trove o non dice. Ma io più di tanto interesse, anzi, e ogni tanto si divertisce a fare un po' le figure con che dal bar, dal momento decisivo. Non sono altri boys che ordinano l'ennesime birre, forranza. Al vadit che si divertisce tanto di manco, con chi commensa un massa pensa, con chi il job di turno all'esagera. Ma io ho imparato a difendersi, a base di une battute ben mettute, per cui età anche che il più ardoso. Gaia no almoro, o sì. Un chiappemole come un tipo che non sa di noi, un essere lì che, e lui si domanda, secondo me, che un tipo, speciale come io, vada ora di un mediocre così, eppure io lo c'è. Lui si chiama Antonio, però in paese lo chiamano due Tony. Tony. Alle un che passa le sue vite a lamentarsi, dice molti che vanno le robe. Anche Tiglio e Pieri che sono paranoici di loro, con lui non vanno d'accordo. E Gaia continua a Cirillo. Si dice che Tony è di bravo a suonare le batterie. Tanto è vero che un corpo le dato domandai al Paco ha un gruppo. Gli ha domandato, puoi suonare con te? E l'altro gli ha detto no. Allora è tanta che no lì. Perché ne commentava o perché in fondo era geloso di lui, perché tanti volte si domanda a Paco se le sue amicizie con Gaia a essere disinteressate oppure se in fondo lui si spetta altri più. Ma sono tutte domande senza risposte, anche perché che le risposte non rispondono e una continua a sperare anche di fronte al fatto che non c'è speranza. Forse proprio di con che speranza che Gaia a continua a Cirillo il sottone dopo mille incomprensioni, dopo mille comovonde per ricominciare il prossimo stop. Dopo compagno c'è giro l'amore è proprio te une giostre non tu arrivi se chiama un sfers e poi tu uccidi se poi ti scambi poi van via e tutti i giorni si fa cons che non torni cons che tu passato col so i tuoi errori qui sono le sere lì di Artisio ma sono sempre che si arriva nel bar ma non lo si arriva così semplicemente a something full perciò scovis e si nette di qua da dal bar si nette chi c'è che di solito ti toglie sempre il cuore al Paco l'ultima roba che si arriva hai le spine dalle vere, ma c'è che l'ultimo giro lo offrisce Gaia, è il famoso giro di Gaia. E dopo 2 anni, qualcuno chiò, qualcuno contento, qualcuno avvilito, qualcuno con i suoi sogni, qualcuno con le sue speranze. Comunque le parpò, perché prima o poi, comunque domani mattina, Artisio torna a viaggio.
Biondo, ti applaudo io. Rimpicciolio si lava dai creatori, aggiuiata ai campi di ballon, a far il bagno dal Bosch, si lavavi nei cibregons, si tiravi senza pensare, e le aghe così lasciate, poteva anche fare lo smart. Si lava in place, aveva il suo pari un novembre, si sentavi dai barrachins a mangiare giastins, dopo la vigna torpa al paese, a tirare barutisine, a suonare i campanelli, e dopo di cose schiampa, di corsa tutti a plantarsi senza neanche tira fra, non fa capire al cuore tu là che non sei la saprata per fuori di là a cori paia giuiaio a cauva e tu linea. Sono stati sposati e scritto di si penso e cresciuto può dare sdisi come un salvaggio con le conti che inventavi per facciare spastare mari. Oh no, no, eri triste, volevi dove volevi divertirmi e io con i miei amici alla fine in davanti così. Scaldasi d'ogni
Giuliaio il cowboy e tu l'indiano, Paringole di schiadarsi d'ogni di un fuoco, sotto steli sposati, che schetti crodi dove tu. Quando eri picciuliò, quando eri picciuliò, sono di che discorsi devi informare che tu sei sempre dal bar, e mi voglio mi dici che volte eri in che bocci che lo d'acciaio, che era così. Le prossime conte a tratte proprio te che ero chi, di quando eri picciuliò. Eri convinto che insomma dal chiamo di Chiasemè a fosse vivi una tribù di indiani. Ma noi indiani si fanno tiro che dormono tra i Klaus o tra i ordinati, ma gli indiani di America, i pelle rossa, le robe di ridi è che mi pare non abbiamo mai detto che non è vero, anzi, ma continuava a menare, poi era frutta. Ogni tanto arrivava il Gilindo, un amico mi pare, che era una chiesa in son di cristiani, no? E con che arrivava, gli domandava sempre, e allora il Gilindo c'è nulla, e io sono in pelle rossa, c'è disido. Il Gilindo, carogna come lui, ma schiampava per pigliare tanti e scogliotte, compà 20 volte indiani, e però ha catturato la femmine. Boh, io il credevo. La roba strana è che, secondo me, il di dopo, le femmine di Gilindo erano da alimentarsi in bottega a fare spese. Due sono le spiegazioni. Indiani, a forza di copaio 20 volte al colpo, ogni fuga ormai aveva sei poveri. Seconda spiegazione, le femmine di Gilindo erano così rompibali che erano gli indiani stessi a tirare io dal totem e mandare a casa. Sentiti i discorsi di Gilindo, io ero convinto la seconda ipotesi. Una sera, chiamando dal discorso, no? Era mio frate, che era un po' anche poi di me, che aveva incubos, no? Era attaccata a zigare, perché appunto per queste fiere alte, no? E attacca un weekend, un frutto, un tal weekend. E io, che avevo 4 anni, ero convinto di un attacco del pelle rossa. Hai chiariato il dito e hai sparato che vedevi a difendere il forte che era le mescune. Oh, non hai coppato 20 volte in bianco come Gilindo, però io avevo come 4 anni. Indiani che conoscevo io, poi ero in che dai films,
In deze films, Erik Deutsch, bastards, carognes e puzzinos. Se devi tu di businare, cioè da che fa John Wayne alle spalle se tu devi sbusinare, talvolta che tu devi sul motore a manetta, hai capito? Eppure è così. Tante volte come si giocava ai cowboys e ai indians, nessuno aveva voglia di fare l'indian triste, perché l'indian triste aveva di morire. Cioè, mi spieghi, uno aveva voglia di fare l'indiano, si chiamava Brunetto, però Brunetto non aveva voglia di morire. Altri non hai mai immaginato lo scorso che gli hai sparato, che sarebbe di pagliaio, sarebbe in modo col mutuo. Dopo una volta si arriva a parteggiare il discorso e mi fa Brunetto, così benché? E lui no! Brunetto benché se no ti spacchino i chiuesi, lui l'ha levato con l'educazione. Allora vedo donne e mi fa così, che tu sei un indiano triste al muro. No, per te ti spieghi, sei un indiano triste al muro. E dopo tutta questa necessità, boom. Va bene. O intanto che sei lì, qui Vivian, arriva il Paco. Il Paco, io mi avvisi sempre con Vai, anche con che aveva 50 anni, ma sai partire. Boh, arriva lui con la sua bicicletta convinto e non fa sfide. Dai, partite di valore dal capitello. Mica l'avi no a giocare da oltre inglesi, no? E no, fate, a manette, si capisce su e a nel, no? E però se si dismette a Brunetto partiare a fare il cadavere. A venga stai che 9 mesi organizzare tutte le squadre su un chi, un lato, tutto preciso, no? Con che arriva pure Brunetto, lui viene lasciato fuori. Oh, si è reso conto che noi, a Scienza, abbiamo inventato l'indian bomb e lo abbiamo tutto in riserva. Dopo si cresce e i giochi hanno più spazi e la verità è non violente e tanti volte se gli è così vere che sono finta, sono un film ma sono un film che l'11 di settembre con che le tv ha mandato tutti i dos dottori circoli scavigni più e sono un film trasmettuto lì qui aggiornamenti, i giornalisti, con il stampe, con il caccione, con il caos, Scusate, sei tirato fuori che roba che così lontane da spazi, dal tempo, da realtà. A fa parte di che disgrazie che non ti tacchi indirettamente e quindi uno ha la tendenza di smettere, come se la lunga sbrisi da mans. Ogni tanto hai paura di piardi ma se rubis.
È un po' banale svendi così le robe, scusate, veramente. Allora come si tratta di robe pesanti, così, mi è venuto chiaro che conta che a tabà si di robe pesanti, però lo tengo sul mio Marino al postino. Marino nel postino del paese e al cognosciuti. Una lettera arriva dal sicuro, anche se le qualche errore di direzione. Lui ti porta anche in pax a chiesa se non sono masse grandi. A qualcuno addirittura gli porta la pensione già disgampiata. Non si sa c'è molto che faceva, ma era così. Marino, Loea, Aya, sorella Neve. Marino arrivava sempre, puntuale, aveva una voce forte e attaccava a businare già dall'imprenta alle vie se aveva di fatto firmare qualche roba. Da di lui il bassotto, un chianato vagabondo che nessuno voleva. Non si sa di dove che è saltato fuori, ma di ponte in blanco all'attaccata alla daur del postino. Un davanti a businare, posta! E che l'altro daur a businare. Come lui, da sua maniera, baiante. Marino al portare le poesie, anche in maniera particolare. Un colpo, per esempio, il frate di Yolande, che lei aveva al forest, aveva mandato una lettera a Sosur, ma non si visava l'indirizzo. Era scritta la più brutta del paese. Marino gliela portata precisa senza sbagliare. Marino l'ha portato lettere spardute il paese, ma che più brutte le ha portate per sé. Allora già di un po' che stava un po' bene, che si sentiva più stracco con le biciclette, diventava il vecchio, sicuramente. Ma non era tutta qui, che dia lì gli erano arrivate le analisi dall'ospedale. Cancro. Un dito seis, che altre no. Per Marino che altre erano toglie. Per lui, il stop dalle vite si risolve in lui. Per Marino non aveva di sé così. No! Aveva di violi dolci che non aveva veduto prima. Aveva di fa tutte le esperienze che non è arrivata a fare prima. Aveva di sé di contento, troppo stavi a un anno, due, non importa. Aveva di sé di mio, che chi non l'ha mai di al tiro la liquidazione, si licenzia, al tiro fuori tutti i suoi sparanzi e al da che agirà il mondo. Lui è il passato, al va via pardon, per sempre e nessuno vedere pure. Al vio troppi sbielis, gnove in, gnove mons, gnove maniera di fare. Ma lui ti dici per un senso del lavoro che ti ha impegnato per tutte le vite. A stare bene, proprio te bene. E il cancro? Sì, stava massa bene il cancro. Si arriva a sbagliare prima. E tu che analisi? Non si sa come calare vegliato il cancro. Allora è sparito. Perché stai che come Marino non aveva nulla, né di male, né in sacchette. Marino le sparì dal paese. Si dice che avete cantato a fare le vite di Barbone. Qualcuno dice che lo ha chiappato, qualcuno infame. Qualche altri si dice, si tabai, ma non si sa. Una voce a dis di vero veduto a Tor Parodi con un cartello che scriveva: aiutate il povero Marino tradito dalla morte.
le vite di Marino erano questi dal paese, no? Il paese ha un gruppo che fa feste, si chiama GF, e un che dà opposizione, diciamo, si chiama Valerio, che chi è le so conte, Alpins e Cacos. Valerio aveva sempre avuto il baleno di fare robe speciali in paese, anche se non è mai andata a guardare col GF che ho scontato prima. Lui ha visto, ha trovato, ora so, che sono tutti gli opportunisti, che fase in dome per i besi. Senti come calzetti, Valerio è sempre stato bulo a mettere ad uno ogni sorta di incontro, di feste e robe varie, anche se tanti volti le robe schiampave un po' di mano. Un anno, per esempio, aveva organizzato l'assalto al bar delle Cucagne. L'eroe lì era di fondo, perché metteva il bar da Cucagne e ogni dalle frasche. Allora gli altri si hanno gelato un momento il bar, dopo hanno gelato le frasche e tagito di un quarto d'ora era in chiosco. In particolare molte donne e donne che poco di prima, no? Che da un momento di euforia alla pensapente la tira fuori il bar dalle buse con 9 metri di bar, tirarlo fuori di Bessol e l'ha portato da là, ma dal bar di Olanda, che lei è sede da GF. Oh, nessuno hanno alzato disinia e donne, e già là non qui ti spiega, però hanno criticato Valerio. Sis mesi dopo Valerio ha organizzato una grigliata dal Viet, dal capitano, lì che si lava giù a pallone di frost, no? Aveva stai che tutti i partecipanti, che di solito sono abituati a stare al siarai di un locale, si sono sparmiciati per tutto il paese, no? Thierry Bigger, che già il soprannome al disto, ha legato intrufolarsi tra le case di Maria e le Vedrane. Le legate sadisi che con che Maria ha chiatato le big, con che ha chiatato Thierry Bigger, non lo ha tornato in da un subito. Anche in quel caso qui, due chidans sono là al volume di Valerio. Comunque, la guerra vera, ha attaccato in Chelan, che il nostro amico Valerio si è rimettuto a chiave di clamare il coro dalle Giulie a chi è andata a Clesi dal paese. Si è opponuto Sandro, detto il Forest, particolare un che vende dalle basse. Il Forest, che è il presidente del GF, ha attaccato a dire: ma non si può! Perché sti soldati! Le robe piene sei state con che ha detto: che taccio fate sti soldati? Oh, sconfiato Valerio, in lei la femmine, copi il chian, storte il chian, copi tutti gli giallini, fasci che te lo svuole, ma non state chiari al paese! A lui, che è stato a tutti gli adunati, a lui,
che era seguito il coro per tutto il Friuli, Venezia, Giulia e Veneto. A lui che ha partecipato a tutti i decenni sociali alpini, che era chi ha necessitava il Svendic. Incazzato, ma ne ha sconfitto. Valerio l'ha portato in davanti il suo progetto di Mesone. Sì, di Mesone. All'ha attaccata a girare la circoscrizione sana, alle dato prima in comune, dopo in province, dopo in regione. Io non so se le là fino a Roma, comunque venga stai, che da circa di un mese lui l'ha portato gli alpini dall'eglise dal mio paese. Un'eglise che non è mai stata così plena, un'eglise che vedeva anche il prete a ridere. Io penso che il prete lì non vede mai ridotto in vita sua, in che dia l'ha ridotto così, e bombe. Il sindaco e le zonte comunali erano addirittura entusiasti. Neanche un riferimento alle opere di Valerio, ma lui non interessava. A lui gli bastava per portati al Pins in musica che passò dal forest. Anche che colpa qui le situazioni è un po' più sbrissate di mano. Cioè, mi spieghi, il sindaco, lui chiappato alle fieste, ma soprattutto al vino al rinfresco, alla pensato bene di dirottare le corriere dagli alpini dal bar di Artisio. Bolletin medic. 11 alpins chiocs a fare domande in caserme per tornare con 2 ore di ritardo. Come don dal maresciallo dei Carabinieri, frontato al bancone di Artisio, mettuta lì per arrivare ad ora sta un inigno in pins. Un numero indefinito di clienti col chiappiel di alpin che intonano canzoni militari tutti stonati. Numero indefinito disperdus dalle campagne e dalle gioche. Le mattine dopo, il Forest aspettava il sindaco baltai dalle screature, dalle mostre di pitture testé da lui organizzate. Il sindaco non è arrivato a nuovo come lo aspettava in Ducchi. Il sindaco è arrivato a misdì e mieci con le biciclette di Artisio e col chiappiel di alpini. A Manculum, dalle campagne delle sere prime, era arrivato a Tornacchiaro. Viva il sindaco! Il GF ha organizzato il palio medioevale, ha preparato ben il paese, lo ha dividuto in contrade di via di sotto, contrade di via di sole, contrade delle place, contrade di via da Mulin e contrade di via Gnove. Ha attaccato, organizzato anche i giudici, ha messo le bandiere, ha messo i figurati in costume, ha preparato tutto bene. Uno che i giudici qui ha respirato il carnevale di Ivrea, di che sentire l'ignoranza. Chi si inventasse le battaglie dai cacos. Le battaglie dai cacos avevano sempre un po' partecipare con molti caselli di cacos. Ma per plan le guerre si slargate. Non era niente che non fosse un spiatato di caco. Che i più bastardi era in che dalle contrade di via di sotto. Tutti amici di Valerio. Che ha fatto dire che dalle contrade di place, tutti amici del Forest. Si dice che per il Forest si è disponato anche qualche miliardo di cavalli, ma si sa, le guerre. E da guerre al succedi tu.
Non cambia. Grazie. No, va. E così, si quasi arriva alla fine. E fra tanti conti, fra tanti stories, mi sono gettato a pensare al passato. E fra tanti persone mi sono gettato a pensare a Paola. Anche io fa parte del passato. Anche io ti a pensare senza motivo. Ha sfilato come sempre il di Artisio. Dentro erano i soliti. Tutti intensa fai i cazzos loro. Che tante volte sono i cazzos di che altri. Ma queste volte oltre i soliti, era anche io, Paola. Siete stati già due un po' strani se chiatassi lì. Allora più di 2 anni che ieri là da vive a Milano. Poi di 2 anni che non si vedeva. E assicurati che tanti chi mi dice redendo col suo furlano un po' mal sicuro. Dal resto allora è più facile chiatarmi lì di Artisio che non chiaro. Lì di Artisio, il mio posto. Lì che si sentisse a Dio. E poi Milano era lontano, un po' di ore di macchina e tu sei là. Ma le distanze tra di me e io non era dove poi di chilometri. A Tabain, a Redin, io ero pettenato in maniera differente come che me le visi. Io portavo i chiavi un po' più lunghi, io portavo sempre un menato via. Niente cambia. E io mi chiamavo un po' ingrassato, anche fare le musiche così. Ha detto, buono, se senti un po' di c'è. Ah, beh. Anche io andai a chiamare più lunghi, io si è sposata. Simone, eppure per un momento pensavi che fosse tornata dove per me. O tabain a riding, interromputa manco 5-6 volte dal suo telefono. I team si erano veramente cambiati. Il suo posto era via come era a Milano, il suo uomo, il suo lavoro, le sue vite. L'unica roba che le teniva dal mio paese era una nonna anziana e un passato che ho individuato. Eppure è bastato poco, è bastato un traslocamento, un man di finta che tutti i riquarsi diventano un mi visi e mi visi troppo bene che stavamo insieme. Di tutti i progetti che avevo fatto, no, veramente non avevo fatto neanche io, perché c'era in time e chiamavo neanche io. Ma eri lì, eri dal cassetto, come insieme. Mi visi che saresti sempre stati insieme, senza sposarsi, perché non eri incontro ridotta, neanche contro il matrimonio. Stasera l'hai portata giù del treno. Sei rimasta a stazione, forse avevi fatto fente di piardilo, perché pacca dopo. Ma scroccanci, mo guardò insieme. Io partito per la seconda volta e ho veduto un treno a portare via. E dopo si torna alle di Artisio. E dentro era le solite inte, mi si è mettuto a chiaraio, non a viodio, a chiaraio. Dentro all'era tango, al tabaiave di Artisio, di che sempre che, di quanto era un ballerino formidabile, prima di che l'incidente che gli ha portato via le gambe. In banda di lui alle Baldo, Gagliale, il mondo fu dal vero sport di un bar. E ogni tanto riduce, si otta le impassa e si domanda la cavantan di corse. Guido, lui era il Pechino, lui conosce le muerte d'ogni. E al fa un solitario per solo. E aspetta che chiarte, che briscole, che ne venga su mai. Gioconda e gioca.
e si dice di qual che erano delle femmine, di trasformanza che ha avuto e dei giudizi dalle imp che si ritempar bene. E infine Foscolo è completamente rimasanà. Alle tronchiantone ci dentro e non recite come che fa di solito le poesie a memoria inviarsi che lui all'inventa. Forse il signor delle poesie è proprio del silenzio. Io vi odio, sono due lì, al loro puesto. Ma qual è il mio puesto? C'è puesto poi del vero un che si chiama X, come un'incognita. Si dice che sapere che tu vas, printos di più di che tu arrivi. Io no, arrivo dal nostro paese. Mom. Allora, il spettacolo è finito. Senti la chiesa. Sì, può. Sì. Posso dire una cosa? Sì, non vorrei adesso rovinare, sai, quello che viene lì all'ultimo, non mi interviene. Però secondo me, non so, visto che siamo anche in anticipo, possiamo ripetere un due storie, magari in italiano. Cioè tradotte in italiano. Or perché traduci in italiano? Cioè, in di Furlansky si dovete tradursi per italiano. Boh, ma metti caso, a parte il fatto che adesso non vorrei offenderti, so che ci tieni, ma secondo me il friulano non è una lingua, perché vai a Monfalcone, Friuli, aspetta, ti spiego. Aspetta che spiego. Vai in Carnia, ti dicono no, tu sistemato il garfatum. No, giusto. Vai a Monfalcone, ti dicono adesso non mi viene in monfalconese, ti tenga fatto la roba. Per esempio, metti che qua nel pubblico c'è qualcuno, non so, di Pordenone e non ha capito niente. E come nel fondo che chi ha le un di Pordenone magari, sa qualcuno di Pordenone. Per esempio, che signori Elena sarà amico di Pordenone. Come se? Ecco, vedi? Ha un caso. Boh, secondo me, chiaro, io ti spieghi che il Furlan ha delle lingue precise, perché basta una parola sola per spiegare tutto. Sarebbe? Ciao solo. Dai, prova. Tu metti un murador che dice al garzone, vai chiami con le carriole, 4 forattini da betoniere, no? È un discorso, invece lui dice il chiosolo, il chiosolo. Il garzone va al capisce. Allora, per essere pignoli, puoi scriverlo in italiano. E cosa mi la cosa che dopo coso il coso? Boh, vieni a fare una sfida. Dai, facciamo una sfida. boh. Ok. Allora facciamo una canzonetta, 4 quarti, mi bemolle, sai. Troppo in vino mi stai. No? E vediamo chi vince la sfida, dopo sarà il pubblico, come nella pupa e il secchione, a decidere, basta che non sia Sgarbi che viene qua, basta, e decide chi ha vinto. Ma io non impuro di me. Cioè io. Veniamo. Boh, provi. Veramente? Sì. Fai un 7 tredicesimi. Bravo. Io sono, sei già solito io sono, altro solo hai. Oggi solito io sono, altro solito io sono, sei già solito io sono, altro solo hai. Il furlane viene leghe, puglia d'opis, lui di tende, profitto me la volente, sempre guide vai a stelle, studiati chiacchierà, un enigma universal, come il senso dalle fagna, e il tanto da italiano, bonde savio.
su, anche solo Se vogliamo si può usare un linguaggio universale, molto bello e più sano, è il linguaggio italiano, anche usando questi lemmi, sono risolti i dilemmi, tutto è una cosa sola, basta usare una parola, si trasmette il concetto, tutto chiaro, pulito e netto, senza usare fantasie, queste idee sono le mie, forse sembro proprio un mostro, ma è vero, e lo dimostro, l'italiano è un tempio, ecco a voi un bel esempio. Cosa, e se cosa, poi cosolerà. Io cosa, e se cosa, poi cosolerà. Il fulane viene lenghe, poi la doppi, lui ti tende, rovi come la volente, sempre qui e mai astente, e studiati chiacchierà, una reggae universale, come il senso dalle fanga e tante orta. Si trasmette il concetto, tutto chiaro, pulito e netto, senza usare fantasie, queste idee sono le mie, forse sembro proprio un mostro, ma è vero che lo dimostro, l'italiano è un tempio, ecco voi un altro esempio. Io cosa, e se cosa, poi cosolerà. Copre sono più su, cade sono più su, se più sono più su, anche solerà. Voglio stare più su, voglio stare più su, se sono più su, anche solerai. Mi sono diventato un Radio X. Prima che usai dai frutti che erano dal campo, secondo me, alta che perdi colpi, no? Mi sono dismenticato di come che abbiamo fatto le squadre, no? Allora uso il disco Mo. In banda di me, alle chitarre e alle voci, Luca Gazzetta. Da U aveva il grandissimo Enrico Mitri. Da U da batterie aveva il Sid, Loris Bernardi. Alle tastiere e alla Gibson aveva il putas Tuz Andrea. Alle voci, il stupefacente Bertossi Emilio. Sarsi che fa una richiesta di ringraziamenti, il più immediato al service mi sono dato una grandissima mano. E dopo, lui che un grazie, un bonus per la fazione di un banco psichiatra, a chi non si inviti per te ti ha conservato. Grazie.